I dati della nostra provincia relativamente al Covid-19 è questa: al 13 novembre 50 nuovi casi positivi, 15 guariti, 5 ricoverati, 5 deceduti. In totale i soggetti positivi sono 1496, di cui 556 guariti, 39 deceduti, 819 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati. Di questi 55 in ospedale e 27 in strutture a bassa intensità di cure. Ma vediamo in dettaglio i nuovi casi che si sono verificati nella giornata di ieri, comunicati dall'ASP. Ad Agrigento abbiamo 2 casi in più e quindi si va a un totale di 69, ad Aragona 3 in più e andiamo a 25 casi. A Campobello di Licata un caso in più, andiamo a 17, a Canicattì più 8 e si sale a 129 contagiati, il primo nella nostra provincia. A Casteltermini un caso in più, si va a 12, a Cianciana 3 casi in più e si portano a 9, a Licata più 7 andiamo a 86 contagiati, a Naro più 5 e si va a 42 contagiati, a Palma di Montechiaro più 5 per un totale di 45 persone, Raffadali più 3 per un totale di 27 contagi, a Realmonte più 1 e si va a 3. I ricoverati in particolare vedono al San Giovanni di Dio di Agrigento 33 persone, mentre a Sciacca 14 presso l'ospedale e in Foresteria 17. Sentiamo ora in sintesi il punto di vista del dottor Zappia dell'ASP di Agrigento. Perché questo può essere utile per avere intanto contezza di quello che sta succedendo nella nostra provincia e poi soprattutto mi auguro anche a non farci allarmare, perché purtroppo ho visto alcuni social, alcuni articoli che vengono fatti magari su fonti non certe. Quindi con il nostro appuntamento, che vuole essere settimanale, ogni settimana io vi farò un report della settimana, quello che è successo durante la settimana, i numeri effettivi e le cose che noi stiamo facendo per organizzarci e fronteggiare questa terribile pandemia. Fotografia di quello che sono i dati attuali. Terapie intensive, ordinarie e hotel Covid, perché questi sono i setting assistenziali che sono raccomandati da tutti, ma noi diciamo che anche qua avevamo pensato un attimino prima che ce lo raccomandassero. Allora, Sciacca, distretto Sciacca Ribera, terapia intensiva. Noi abbiamo 3 posti letto Covid occupati su 10 disponibili, quindi abbiamo una disponibilità di Covid, abbiamo mantenuto una quota per i non Covid. Perché il concetto fondamentale che vorrei ribadire, lo dirò sempre, è che in questo momento gli ospedali, con tutti i sacrifici di qui sopra, stanno funzionando sia per i pazienti Covid che per i non Covid. Discorso Agrigento. Completiamo un attimo Ribera per completare il distretto di Sciacca. Su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso per 10 posti letto di terapia intensiva, 10 posti di subintensiva e poi altri 10 si sono recuperati nelle sale operatorie perché il Ministero e la Regione ci hanno spinto a fare con urgenza dei posti per eventuali escalation della pandemia. Quindi su Ribera in questo momento abbiamo lavori in corso e predisposizione dei posti letto e soprattutto abbiamo un'azione di potenziamento dell'ospedale che penso che da questo momento in poi diventerà veramente un ospedale finalizzato a qualcosa e soprattutto un ospedale che ci sarà anche nera post-Covid. Il potenziamento significa intanto un adeguamento strutturale e tecnologico che lo farà diventare un signor ospedale e poi sotto il profilo del personale ci sono una serie di assunzioni e reclutamento di personale per le malattie infettive, per la cardiologia, quindi l'ospedale nei fatti è potenziato. Quindi abbiamo ampliato l'offerta di posti letto per garantire alle persone che non hanno il Covid di potersi curare anche in questo momento.